Ciao persone, sono l'assessore Ciano Contin, benvenuti a Discovery Channel. Oggi ci cattiamo a Pontemanco, in provincia di Due Carrare. Stop, Pontemanco, comune di Due Carrare, provincia di Padova. Ripartiamo. Oggi ci cattiamo a Pontemanco, comune di Due Carrare, provincia di Padova. Non distanti da qui si sono catate tracce del passaggio della via Annia in provincia di Padova, precisamente a Padova e a Consello. Stop! Assessore, non può dimenticare gli altri paesi, a partire da Agna, il cui nome deriva proprio da Annia, e poi anche Maserà di Padova, da cui deriva Maserà di Padova. Ma non stanno a far confusione anche a te. Ripartiamo. Senz'altro, e tocca essere tanti però, ragazzi. Dai, forza, ripartiamo, dai. Esatto. Come ad esempio Padova, Conselve e senza dimenticare Agna e Maserà di Padova. E Albignasego. E Albignasego fu senz'altro un fattore... Cartura e Casalserugo. Insieme a Cartura e Casalserugo segnano il passaggio e Bovolenta insieme a Bovolenta e non dimentichi Pozzoveggiani. E ora ragazzi, anche se più paesi so a via Annia che no su Google Maps, Ostrica, come femo? Vabbè, vada avanti, poi sistemiamo tutto in montaggio. Erano insomma tanti i paesi toccati dalla via Annia. Tuttavia la lunga via... No, tuttavia lungo la via. Senz'altro. Tutta la via, la lunga via... No, tuttavia lungo la via. Tutta la via, È facilissimo, tuttavia lungo la via. Facilissimo perché te lesi sei buoni. Lo lega lei. Tutta la lunga via della via... Lo sistemiamo in montaggio, anche questo. Esatto, se no lo faccio a modo mio. E se questo mi preoccupa. Aspetta. Ripartiamo. Drio la via, che poteva essere larga anche a 6 metri, per consentire il passaggio nei due sensi di marcia, vi si trovavano numerose aree di sosta, chiamate mutationes o mansiones o autogrillones, che permettevano ai viaggiatori di ristorarsi o di riparare i cavalli e riposare i carri. Fa riposare i cavalli e riparare i carri. Chiaro che sì. Stavo a fare la via e ora sta roba. Lascia stare, sai cosa ti dico? Sistemeremo il montaggio. Ma la cosa eccezionale era la tecnica di costruzione. Fuori dalle città la strada era di terra battuta e ghiaia, e dentro le città, si dice nei centri urbani, esatto, e la strada era pavimentata in pietra, una vera e propria opera di ingegneria all'aria aperta. Basti pensare che come si dice il tamiso delle acque in italiano? Drenaggio, no tamiso, drenaggio. Esatto. Avveniva grazie a strati di ghiaia e nei terreni circostanti grazie a un particolare sistema di anfore inclinate e capovolte collocate nel sottosuolo. Bravo assessore, questa l'ha fatta benissimo. E infatti a goletta, come gran finale, grazie alla gentile concessione dei musei civici di Padova, ho caro mostrarvi una delle ultime indistruttibili anfore rimaste dell'epoca. Assessore, però così si vede il quaderno. Ah, scusami. Una delle ultimissime anfore rimaste dell'epoca. E se cercavano di chi camietti che vende anfore lungo la strada, chi si accorga? Ma te mettiti anche a te. E se no spacchiamo del tutto, famo tanti tocchetti piccoli perché casa mi sta facendo la stradella e mi serve un po' cadeggiara. Ragazzi, capire? Perché giara sarebbe ghiaia in italiano, no? Da giara, ora spacchiamo del tutto, no? E sarebbe giarino, si direbbe, ma non esiste anforino, neanche giaron, anforone. Sì, però se la traduce in italiano non fa ridere. Ah, non fa ridere. No, neanche in dialetto fa ridere. Neanche in dialetto non fa ridere. Io rido però.